Buongiorno a tutti. La parola del Signore dice: celebrate l'Eterno perché Egli è buono, perché la sua benignità dura in eterno. E credo che noi possiamo ringraziare il Signore per la libertà che abbiamo in questa nazione di poter proclamare il suo nome, di poter radunarci. E nonostante le diverse regolamentazioni è opportuno che tutti quanti noi possiamo essere insieme. Soltanto un piccolo annuncio prima di iniziare. Settimana scorsa è successo qualcosa di molto spiacevole in una chiesa a Pescara. Praticamente durante il culto sono entrati i controlli e praticamente hanno trovato diverse persone con le mascherine sul collo e sono state create delle multe non indifferenti e ovviamente una testimonianza orribile che si è presentata in tutta la nazione. Perciò chiediamo gentilmente, so che è un po' di disagio, però noi dobbiamo indossare la mascherina durante tutto il culto, tranne ovviamente chi si trova qui davanti a servire. Quando si vanno a sedere ovviamente lo dovranno indossare e per favore non commettete l'errore di non averlo sulla bocca e il naso, ma di averlo sul collo. Proprio per evitare, poi è un regolamento che dobbiamo rispettare e allora saremo ben lieti di poter rispettarlo. Perciò che non ci troviamo in quel disagio, perché sarebbe sicuramente un grande problema, ok? Perciò approfittiamo di questa domenica per poter lodare il Signore, per poter, non lo so quanti di noi siamo venuti questa mattina con qualche pensiero, qualche difficoltà, qualche problema, qualche prova. È un momento non di pensare a quello, ma è il momento di pensare a Dio, perché Dio è l'Iddio degli dei, il Signore dei signori, colui che è in controllo di ogni circostanza. E poi la parola di Dio ci insegna chiaramente che Lui non ci lascia e non ci abbandona. La parola di Dio ci incoraggia a pensare anche che il suo amore supera ogni cosa ed è proprio per questo che noi possiamo adorarlo nonostante tutto e nonostante tutti. Preghiamo? Signore, grazie per il tuo amore, per la tua bontà. Grazie Signore perché abbiamo il privilegio di poter questa mattina onorare la tua persona. Grazie per l'Iddio che tu sei. Aiutaci in questo momento, Signore, a avere il nostro pensiero su di te. Perché quando noi pensiamo a un Dio grande, i problemi diventano piccoli. Perciò ti ringraziamo, chiediamo la tua benedizione nel nome di Cristo Gesù. Amen. Noi vogliamo lodare il Signore stamattina. Salmi 100 dice così: riconoscete che il Signore è Dio. È Lui che ci ha fatti e noi siamo Suoi. Siamo il suo popolo, il gregge di cui Egli ha cura. Entrate nelle sue porte con ringraziamenti, nei suoi cortili con la lode. Quindi tu sei invitato ad alzarti e a rendere grazie al Signore per tutto ciò che Lui rappresenta per te, per tutto ciò che Lui ha fatto per te. Invito la Chiesa ad alzarsi e noi vogliamo rendere una lode che è degna del Signore. Amen. Cantiamo insieme. A Lui che siede sul trono
benedite il suo nome, poiché il Signore è buono, la sua bontà dura in eterno e la sua fedeltà per ogni generazione. Il Signore è degno di ogni lode, gloria al suo nome. A Lui che siede sul trono e dà regnare. Ti lodiamo, Signore, riceve la nostra lode, Padre. Che siede sul trono e dà regnare. Sia gloria, onore e potenza per sempre in eterno. Sia gloria, onore e potenza per sempre in eterno. Sia lode. Sia gloria, onore e potenza per sempre in eterno. Gloria a Dio. Loda esalta il Signore, loda il suo nome per sempre. Loda esalta il Signore, loda il suo nome per sempre. Santo, 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 santo è il Signore, Dio potente, degno di ogni onore, degno di ogni gloria, di ricevere la tua lode. Loda esalta il Signore, loda il suo nome per sempre. La Chiesa. Dove sono le voci? Tutti insieme. Loda esalta il Signore, loda il suo nome per sempre. Gloria al tuo nome, Signore. Noi adoriamo un Dio che è vivente. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra, sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Amen. È Lui, è Gesù, il nostro Signore. Lodiamolo, innalziamolo, perché Lui merita ogni lode e adorazione.
sei in mezzo alla celebrazione, nella gioia del suo spirito, e nelle sue promesse, la certezza che la vittoria viene nel suo santo nome. il figlio di Dio, Consigliere ammirabile, pace, il potente Dio, Emanuele, davanti a lui ogni ginocchio si piegherà. Gloria al tuo nome, Signore. Noi crediamo nella potenza del tuo nome, Signore, che è al di sopra ogni nome, Signore. Crediamo, Signore, che se invochiamo il tuo nome, così come dice la Bibbia, Signore, chiunque avrà invocato il tuo nome sarà salvato, Signore. Grazie per questa promessa, Signore, perché noi non siamo soli in questo posto, Signore. Deponiamo, Signore, la nostra speranza in te, Signore. Siamo così piccoli, Padre. Siamo così, molte volte ci sentiamo indifesi, Signore, indifesi, non protetti, ma tu sei con noi in ogni momento, Signore. Dacci, Signore, la certezza, la consapevolezza della tua presenza, Signore, in ogni momento delle nostre vite, Signore. E qualora forse, Signore, il tempo di dubbio, Signore, che noi possiamo ricordarci, Padre, della tua parola, dove dice che il tuo nome è al di sopra ogni nome, è al di sopra ogni difficoltà, è al di sopra ogni mancanza di perdono, ogni mancanza di lavoro, sta al di sopra, Signore, tutte le nostre i nostri dubbi, Signore, riguardo alla nostra vita, Signore. Tu sei al di sopra, Signore. Sei Dio sopra ogni situazione, Signore. Sei Dio al di sopra le nostre scelte, Signore. Noi ti chiediamo, Signore, di benedire il tuo popolo qui in questo posto, Signore. Benedici la tua Chiesa, Signore, perché noi abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno della tua presenza, della tua guida, Signore, del tuo intervento nella nostra vita, nella vita di questa Chiesa, Signore, perché abbiamo veramente bisogno di un miracolo e tu lo sai, Signore, a cosa mi riferisco, Signore. Mettiamo tutto questo nelle tue mani, Signore, perché sappiamo che tu sei il nostro Dio, Padre, nel tuo nome, Gesù. Amen. Tu puoi fare questa preghiera con noi?
fiduciosi nella tua parola, Signore. Grazie, Signore, perché deponiamo ogni nostra scelta, Signore, che sia fatta secondo la tua volontà, Signore. Ogni nostro desiderio, Signore, quello che si passa nel nostro cuore, Signore, possa essere la tua in primo posto, Dio. Nel tuo nome noi ti preghiamo e ti ringraziamo. Amen. Potete sedervi. Questa mattina abbiamo dato un annuncio, lo vogliamo ripetere. Nel Base Italia la settimana scorsa, durante il culto, sono entrati i controlli e i controlli hanno provocato dei grossi disagi, oltre delle grandi multe, perché le persone presenti, molti sì, indossavano la mascherina, però non la indossavano completamente, ce l'avevano sul collo. E quello ha provocato delle grosse multe per la Chiesa. Noi sappiamo, secondo Romani 13, che dobbiamo sottometterci alle regolamentazioni, perciò chiediamo gentilmente che non veniamo a meno a questa responsabilità, perché se succedesse qui saremmo veramente in un bel guaio. Perciò so quanto è difficile e complicato dover indossarla tutto il tempo, però è necessario. Perciò ricordiamoci di questo durante tutto il culto. Questa mattina ci dedicheremo a un personaggio che, quando io penso a questo personaggio, non ve lo dico subito chi è, questo personaggio biblico, penso molto a mio nipote. Io avevo un nipote che oggi è alla presenza del Signore. Quando aveva 17 anni è partito alla presenza del Signore, ma quando era piccolo io l'ho conosciuto perché era nipote a mia moglie. L'ho conosciuto quando aveva 4 anni e lui era fissato che lui era forte, ok? Allora lui era talmente forte che lui indossava un mantello perché lui pensava di essere un supereroe. Allora lui voleva scappare da casa e fermare i camion, quello era, diciamo, il suo obiettivo. Mio cognato lavorava, invece mia suocera badava a lui, no? Allora sempre doveva avere i cancelli chiusi, perché se lui scappava fuori fermava i camion, e voi sapete che è difficile fermare un camion, allora sempre era il rischio di vita. Allora quando spesse volte mia suocera lo bloccava, che cosa succedeva? Lui praticamente le sue forze erano talmente forti che doveva fare qualcosa. Allora andava al giardino di mia suocera era stupenda per quanto riguarda il giardino, c'ha fiori di ogni tipo, in un angolo c'è anche un orticello, qualunque cosa lei semina cresce. E dopo c'è un angolo in cui ci sono, avete visto quegli angoli bellissimi in cui ci sono tanti vasi, no? Di ceramica, Allora lui andava verso i vasi di ceramica, prendeva uno, lo buttava per terra, poi lo rompeva tutto e diceva: vedi nonna come sono forte. E così, quando noi abbiamo idea di che cosa è essere forte, cosa ci passa per la mente? Spesse volte noi diciamo che le persone di successo sono quelle persone che sono forti, o a volte diciamo ha una forte volontà. Quando noi pensiamo a una persona forte nella Bibbia, a chi pensiamo? A Sansone. Infatti Sansone è quella persona che sicuramente ci lascia un segno importante, perché lui è un personaggio biblico che ha fatto delle cose immense nei confronti del popolo di Israele contro il popolo nemico che erano i Filistei. E così
cercheremo di vedere un po' della vita di Sansone. Stiamo facendo un percorso come Chiesa, in ognuna delle sedi. Porto i saluti anche dell'assemblea che ci si raduna a Verona. Questa mattina il pastore Caio è là e siamo molto contenti di questo scambio. Io sono qua e lui è là. E logicamente, quando noi stiamo facendo questo percorso dei mentori, dobbiamo sempre sottolineare, no? Che cosa è un mentore. Noi sappiamo che un discepolo è un seguace, giusto? Allora, un discepolo di Cristo è un seguace di Cristo. E lì noi praticamente cosa facciamo? Ubbidiamo tutto quello che Dio ci dice. Una cosa un pochino più diversa è diventare un mentore. Perché un mentore non soltanto è un discepolo, ma aiuta ad altri a diventare discepoli. E questa mattina noi cercheremo di vedere se possiamo trovare in Sansone un discepolo e un mentore, perché di essere così sicuramente sarà di grande aiuto per la nostra vita spirituale. Logicamente noi sappiamo che già la nascita di Sansone era un miracolo. Perché? Perché aveva un padre e una madre che era sterile. Un angelo del Signore si presenta alla madre e gli dice che avrebbe partorito un figlio che avrebbe liberato, no? Sarebbe stato uno che avrebbe liberato Israele dal popolo dei Filistei. Logicamente la madre rimane molto sorpresa perché, no, un miracolo del Signore. Lei sapeva di essere sterile, parla con il marito, mi si è presentato un uomo di Dio, mi ha detto così. Allora logicamente il marito dice: ma cosa dovevamo fare con un uomo così? Perché? Perché era un periodo terribile. Se voi volete conoscere la storia dove ha vissuto Sansone, dovete leggere, grazie, Giudici 13, 14, 15 e vedrete anche come si è verificato tutto quanto. Ok? Perfetto, allora questo miracolo si verifica. E noi sappiamo che era un periodo molto difficile per Israele, perché c'era poca fedeltà. Anzi, nel capitolo 15, versetto 20, verrà detto che Sansone sarà giudice di Israele per 20 anni. Che cosa era un giudice? Praticamente prendeva la posizione di governatore, di guida di un popolo, ok? Perciò non lo so cosa avete voi in mente quando pensate a un giudice. Sicuramente quando noi pensiamo a un giudice deve essere una persona giusta, no? Che pratica la giustizia, una persona che non ha due pesi, due misure, giusto? Una persona che non ha delle inclinazioni secondo le sue amicizie. Allora a questo punto cerchiamo di capire cosa è un giudice da parte di Dio. Un giudice da parte di Dio doveva conoscere la volontà di Dio, doveva conoscere la parola di Dio e doveva fare seguire al popolo, che cosa? La volontà di Dio. Perciò quest'uomo che stava per nascere da una coppia che non poteva avere figli era un miracolo. E logicamente lì Dio dice, quando lo dice attraverso questo angelo, che lui sarebbe stato un nazireo. Un nazireo. Se noi vogliamo sapere cosa è un nazireo, noi dobbiamo andare a Deuteronomio, a Numeri, capitolo 6, versetto 2. E ve lo leggo così possiamo fare più velocemente. Il Signore disse ancora a Mosè: parla ai figli di Israele e di loro: quando un uomo o una donna avrà fatto un voto speciale, il voto di nazireato, per consacrarsi al Signore, si asterrà dal vino e dalle bevande alcoliche, non verrà aceto fatto di vino né aceto fatto da bevande alcoliche, non verrà liquori d'uva e non mangerà uva né fresca né secca per tutto il tempo del suo nazireato. Non mangerà alcun prodotto della vigna, dagli acini alla buccia,
per tutto il tempo del suo voto di nazireato. Il rasoio non passerà sul suo capo fino a che siano compiuti i giorni dei quali egli si è consacrato al Signore. Sarà santo, si lascerà crescere liberamente i capelli sul capo per tutto il tempo che gli si è consacrato al Signore. Non si avvicinerà a un corpo morto. È chiaro? Il nazireo era una persona consacrata a Dio, lo dimostrava esternamente, non bevendo nessuna bevanda alcolica, non mangiando dell'uva, non rasandosi i capelli e non avvicinandosi a nessun corpo morto. Questo miracolo si verifica. Sansone nasce. Il suo nome nell'originale è Shimshun. No, sembra qua giapponese, sembra, però no, è ebraico, Shimshun, e significa piccolo sole. Voi sapete che la parola sole o sole di giustizia più volte le trovate nell'Antico Testamento e rappresenta Dio. Qua noi ci troviamo con un rappresentante di Dio, un piccolo sole, una persona consacrata a Dio che doveva liberare il popolo di Dio dai filistei, cioè aveva tutte le carte in regola, e per fare questo che cosa Dio gli dà? La forza. La forza. Ci sono giorni in cui ci alziamo veramente e non abbiamo la forza, vero? Non abbiamo il desiderio di far niente, a volte si presentano tante difficoltà, tanti nemici, tanti problemi e non abbiamo la forza di andare avanti. La forza era quella di mio nipote che prendeva il vaso e lo rompeva, oppure la forza è quello di eseguire cose grandi attraverso l'aiuto di Dio. Era proprio quello che Sansone doveva fare. I Filistei era un popolo nemico molto forte. Sapevano cosa facevano, erano uomini di guerra, avevano anche delle grandi persone che facevano guerra contro di loro. Però Sansone era la persona scelta per fare ciò che Dio voleva. Io mi domando, quando noi ci sentiamo forti, come ci comportiamo? Sapete, alcune volte quando noi ci sentiamo forti, quasi quasi non ci avviciniamo a Dio. Quasi quasi ci sentiamo talmente forti che diciamo io ce la faccio e io vado avanti per la mia strada. Alcune volte non consultiamo nemmeno Dio perché ci sentiamo forti. Quando è che cerchiamo Dio di solito? Quando ci sentiamo deboli, quando abbiamo un problema, quando ci sentiamo fragili, quello è il momento che cerchiamo Dio. Ma quando ci sentiamo forti, alcune volte non ci avviciniamo a Dio, non consultiamo Dio, anzi lasciamo Dio da parte. Questo è un pochino quello che è successo a chi? A Sansone. Sapete come lo chiamo? Non lo prendete per biblico, è una mia definizione, ok? Se non la volete prendere non la prendete. Però io vedo Sansone il capriccioso. Sansone il capriccioso. Allora, sapete cosa è una persona capricciosa? Chi ha figli lo sa, ok? Qualcuno dice io ho moglie, lo so. E viceversa, non stiamo qua a sottolineare, ok? Che cosa è un capriccio? Un capriccio è quando una persona vuole una cosa e la vuole ottenere costi quello che costi. Usa qualunque metodo per poter ottenere quello che vuole. Siete mai andati a un supermercato e sentite dei bambini capricciosi? No. Allora uno va al supermercato e tu senti, no? Cioè, ti ho detto, la madre, ti ho detto di no. No, ma io lo voglio perché... Avete visto che man mano che le dicono di no più alta va la voce? E poi cominciano a strillare e ci sono quelli che si buttano per terra e battono per terra, e per l'imbarazzo più delle volte il buon padre, la buona madre cosa fa? Non è coerente, glielo compra. Allora ottiene ciò che voleva fin dall'inizio. Quello è il pensiero che noi a volte abbiamo con Dio.
Noi pensiamo che se noi ci battiamo e lottiamo, se ci arrabbiamo con Dio, se puniamo Dio, perché Dio non mi dà una cosa, allora cosa faccio? Lo punisco. Non prego, non leggo, non vado in adunanza. Perché? Perché sono in disaccordo con Dio. Quello che cosa è? Un capriccio. E noi vediamo, questa mattina vedremo alcuni capricci di Sansone. E il primo capriccio, allora voi immaginatevi quest'uomo, come ve lo immaginate Sansone? Lo immaginate piccolo piccolo, no? 1,40 m? Bello, ce lo immaginiamo bello, muscoloso, capelli lunghi, C'è chi non se lo può permettere, ok? Però, cioè, capelli lunghi perché era nazireo, cioè, bellissimo uomo, ok? Italiano 100%, ma che, okay, vabbè, lasciamo stare, ok? Allora, abbiamo quest'uomo bellissimo, ok? Sicuramente a chi non piacerebbe essere la fidanzata dell'uomo più forte del mondo? Non soltanto bello, ma anche forte. Io penso che tra le fanciulle di Israele ci guardavano Sansone e dicono wow, no? Sansone però un giorno va a Timnah e a Timnah vede una fanciulla e dice quella mi piace. Ed è molto interessante, no? Perché se noi leggiamo lì in Giudici, noi vedremo una cosa molto interessante, che praticamente ci fa un po' stupire, perché noi vediamo questo grande uomo che era stato consacrato a Dio, che parla con i suoi genitori e dice: ho visto a Timnah una donna tra le figlie dei Filistei. I Filistei erano nemici del popolo di Dio. E dice: prendimela dunque per moglie. Noi ci troviamo qua con dei genitori che avevano sentito la voce di Dio dall'angelo, che le avevano detto che lui era consacrato fin dal grembo della madre, che doveva liberare il popolo di Israele. Ok? C'erano le fanciulle del popolo di Israele, lui va a Timnah, gli piace questa ragazza, parla con i suoi genitori e gli dicono: prendimela. Anzi, i genitori dicono qualche cosa, perché se voi continuate la lettura, dice: tra le tante fanciulle di Israele non c'è nessuna del tuo gradimento. E sapete cosa fanno i genitori? Vedete il primo capriccio? Mi piace quella donna, prendimela. Sapete, il popolo di Israele era molto rispettoso nei confronti delle persone adulte. Il figlio o la moglie più delle volte chiamavano al padre o al marito signore. C'era un grandissimo rispetto nel parlare con i genitori. Oggi non va di moda quello, vero? Anni fa sì. Che cosa succede però? I genitori gli dicono: guarda, però io mi faccio un'altra domanda. Se lui avesse letto un altro brano, Deuteronomio capitolo 7, versetto 3, perché tutti quanti nel popolo di Israele conoscevano la legge. Da quando il bambino aveva 2 anni veniva insegnata la legge, il comportamento del popolo di Dio. In Deuteronomio capitolo 7, versetto 3 viene detto chiaramente che il popolo di Dio non si poteva imparentare con popoli nemici. Questo era chiaro ai genitori di Sansone e questo era chiaro anche a Sansone. Però quando uno è capriccioso e uno si sente forte, fa le cose di testa sua. Chi ha fatto male qua? Sansone. Chi ha fatto male qua? Anche i genitori.
Molti di noi genitori commettiamo questo errore, perché i nostri figli capricciosi ci chiedono cose che sono anche contrarie alla volontà di Dio e noi giustifichiamo e accettiamo e mandiamo avanti la cosa perché preferisco essere contro Dio e non contro mio figlio. E quante volte succede questo? E dopo piangiamo per risultati negativi. Però tutto è partito dove? Dall'andare contro la volontà di Dio. Logicamente lui prende questa donna, si sposa con lui, si sposa lui con lei e logicamente c'è un convitto. E noi già vediamo un primo capriccio, ha insistito e uno si domanda perché Dio lo permette. Sapete perché Dio permette a volte le nostre scelte, scusatemi la parola, stupide? Perché Dio ci ha dato un libero arbitrio e siamo noi che scegliamo cosa vogliamo. Se noi scegliamo secondo la volontà di Dio possiamo avere la benedizione. Quando noi usciamo dalla volontà di Dio ci troviamo con la maledizione. Ma la scelta di chi è? È mia. E così noi passiamo al secondo capriccio di questo uomo forte, anche se consacrato a Dio, che logicamente lui fa un convito come usavano i filistei. Perché? Perché si stava sposando con questa persona, il convito durava 7 giorni, in questi 7 giorni può darsi che lui voleva degli abiti nuovi. Allora quando uno vuole degli abiti nuovi, dove va? Va a Armani o da qualche parte se li compra, giusto? Paghi e te li compri. Ma lui dice io sono forte, perché me li devo pagare? Sapete, andando a questo convito, c'è Sansone si incontra con un leone. Lui lo uccide e logicamente dopo ci ripassa. Aspetta un attimo, Mario. Un nazireo poteva avvicinarsi a corpi morti? Torna alla carcassa di quell'animale e trova che c'era un insieme di api che avevano fatto del miele. E che cosa fa? Non solo si avvicina al corpo, prende il miele, lo mangia, lo condivide con i suoi genitori, ma furbo, non lo dice ai suoi genitori da dove aveva preso il miele, perché sicuramente il padre e la madre le avrebbero detto tu hai sbagliato, non dovevi essere vicino a corpi morti. Invece lui non lo dice. Quante volte i nostri figli ci nascondono cose e quante volte le scopriamo e non facciamo niente, non diciamo niente. E così noi ci troviamo che lui arriva a questo convitto, la festa va avanti, lui dice faccio un enigma. Facciamo così, voi siete 30, ok? Se voi mi scoprite entro questi 7 giorni l'enigma, io vi regalerò 30 vesti e 30 tuniche. Wow, 1 per 1, servizio completo, Armani Jeans. Se invece voi no mi svelate l'enigma, i 30 vengono per me. Ok? Affare fatto? Affare fatto. Passano i giorni e per ricordate com'era l'enigma? Dal mangiatore è uscita la vita e dal divoratore è uscito il dolce. Chi l'avrebbe mai potuto svelare questo enigma? Allora i filistei dice, questo è furbo, non soltanto è israelita, ma anche furbo. E che farà? Ci spoglierà tutti quanti noi. Da chi vanno i filistei? Vanno dalla moglie, nuova moglie. E le dicono, guarda che se non trovi tu la risposta, bruciamo te. Oh. Cosa fa la moglie? Cosa fa la moglie? Cosa fa una moglie quando vuole qualcosa? Sapete la parola che usa, la parola di Dio? Lo chiede, no, va un pochino più di forte. Prima cosa piange. È possibile che tu abbia fatto questo enigma al mio popolo così? La prossima parola che usa la Bibbia dice non soltanto che piange, ma che lo tormentava. Questa parola la conosciamo i mariti, vero? Tormentare.
Tormentano le mogli, tormentano i mariti, tormentano i figli, tormentano tutti. E quando diventano credenti, tormentano pure i credenti. Cioè, questo qua porta Sansone che l'ultimo giorno svela a sua moglie la cosa. I nemici del popolo di Dio sanno la risposta, svelano la risposta, Sansone deve pagare. Cosa fa Sansone? Esce, uccide 30 filistei, prende i vestiti, non è che è andato a comprare, cioè uccide 30 filistei, dà i vestiti. Contento? Ce l'hai i vestiti? Il capriccio è esaudito? Quando un capriccio non è esaudito, sapete qual è il prossimo passo? La vendetta. La vendetta. Che cosa fa Sansone? Prende 300 sciacalli, li mette coda, ok? E poi li metterà una fiaccola. Perché fa questo? Perché lui era andato via, sicuramente un po' arrabbiato, adirato, per un certo momento lui torna, dice voglio stare con mia moglie, e il suocero gli ha detto io pensavo che tu avevi preso a odio tua moglie, perciò l'ho dato al tuo amico. Se vuoi ti prendi la sorella più piccola, cioè Sansone veramente è amareggiatissimo. Allora ha preso questi 300 sciacalli, li metti coda, li metti una fiaccola in mezzo, era il periodo della mietitura, gli lancia ai campi. Cosa fanno? Brucia tutto. Si domandano i filistei, ma chi ha fatto questa cosa qua? Ok? Chi l'ha fatto? Sansone. Cosa fanno i filistei? Bruciano alla moglie e al padre. Wow, terribile, eh? Tutto perché? Per un capriccio. A volte noi non ce ne accorgiamo. Il Signore dice chiaramente, chi di voi se ha un figlio e le chiede un pane gli darebbe un sasso? O chi di voi se il figlio gli chiede un pane gli darebbe un serpe? Nessuno, vero? Voi siete malvagi, dice la parola di Dio, ma sapete fare di bei doni. Quanto più vostro Padre Celeste. Ma noi non siamo così con i nostri capricci? Vogliamo una cosa, Dio non ce la dà, ce la prendiamo, dopo ci facciamo male e domandiamo e diciamo Dio, ma perché l'hai permesso Dio? Perché ti ha dato un libero arbitrio. Ti ho detto nella mia parola cosa è meglio per te e cosa non è meglio per te. Sei tu che hai scelto. Lui non si tirerà indietro a guarire le tue ferite, ma le ferite te le sei procurate tu. E così praticamente si sa questa cosa. Qui allora 3.000 uomini vengono per cercare di prendere Sansone. Parlano con gli israeliti si mettono d'accordo, vanno da Sansone e gli dicono perché hai fatto questa cosa? Tu hai fatto questa cosa? Lui ha detto sì, perfetto, allora legatemi, datemi ai filistei. Lui viene legato, viene dato ai filistei, poi lui si riesce a slegare, perché ricordatevi che lui era forte e uccide 1.000 filistei. Ancora un'altra volta, un altro capriccio. Arriviamo al capitolo 16. Nel capitolo 15, versetto 20, dice che Sansone era giudice di Israele. L'abbiamo detto, cosa pretendiamo noi da un giudice? Un comportamento giusto, coerente, con quello che Dio vuole, come Dio vuole. 16:1. Sansone entra a casa e va da una prostituta. Che comportamento giusto è questo? Un altro capriccio. Però arriviamo avanti nella storia. Sembra che Sansone non abbia capito che lui non stava lì per soddisfare i propri desideri, ma per soddisfare i desideri di Dio. Lui aveva giocato con quello che Dio le aveva dato, usandolo per i suoi piaceri e non per fare la volontà di Dio.
E arriviamo al momento più tragico della storia, perché arriva un'altra donna nella vita di Sansone. Si chiama Dalila. La radice del nome Dalila è sottile, languire, però dopo, quando viene tradotto, il suo significato viene detto come delicato. Sembra anche bello, vero? Questa donna non era per niente bella dentro, forse era bella fuori, perché quando si sa che lui si innamora di Dalila, del popolo di Israele, secondo voi Dalila? C'è Deuteronomio capitolo 7, versetto 3, era cambiato? Si prende questa donna, si innamora, e da questa donna vanno i Filistei e gli offrono 1100 sicli d'argento se lei viene a scoprire qual è il segreto della forza di Sansone. Un'altra donna che tormenta a Sansone. Si dice che quando uno è innamorato c'ha 2 fette di prosciutto sugli occhi, vero? Cioè non riesce a vedere la realtà della situazione. Uno vive tra le nuvole, questa è la persona che io voglio, per me è il meglio del mondo, e non me ne accorgo delle cose sbagliate che fa, perché sono innamorato. Allora, la prima moglie l'aveva tormentato, no? Avete ricordato il risultato? Sapete, c'è un proverbio mio, non è biblico, perciò non prendetelo per buono, ma dice così: una lezione non imparata è una lezione che si ripete. E così Dalila gli dice la stessa cosa: qual è il segreto della tua forza? Dimmelo, amore mio, se il tuo cuore è con me sicuramente. Allora cosa fa Sansone, la persona più forte, la persona consacrata a Dio? Cosa fa? Il giudice di Israele cosa fa? Li mente. Atteggiamento giusto di un giusto giudice, è giusto, li mente. E uno dice, ha fatto bene a mentire, perché? Perché lei gli dice cosa devono fare, i filistei vengono contro di lui riesce a liberarsi, perciò ha fatto bene a mentire. No, non ha fatto bene a mentire, perché un giusto giudice non doveva fare quello. Non doveva nemmeno svelare il segreto della sua forza, giusto? Non doveva nemmeno stare con Dalila perché era una filistea, perciò qua ci troviamo con un insieme di non cose giuste. Però quando uno ha le fette di prosciutto, dopo passa di prosciutto a 2 belle bistecche. Perché questo si ripete non solo una volta era più che sufficiente, giusto? Lui avrebbe dovuto capire alla prima. Lo fa una seconda volta, lo fa una terza volta, alla quarta volta lui svela il segreto della sua forza. Sapete cosa pensa Sansone? Così come mi sono liberato le altre volte, mi libererò questa volta. Però questa volta lui aveva detto la verità. I suoi capelli erano stati rasati. E la Bibbia dice che la forza di Dio si è ritirata da lui. Un uomo che aveva tutto per poter essere un vincitore finisce come un grande sconfitto. A motivo di cosa? Dei suoi capricci. Come iniziava? Voglio quella, prendimela. Che cosa è successo? Stiamo concludendo. Se voi andate a leggere quello che la parola di Dio dice nel capitolo 16, versetto 21, 16, 21. Leggiamo dal 16. Allora, del 16-20, scusate. Allora lei gli disse: Sansone, i filistei ti sono addosso.
Egli, svegliatosi dal sonno, disse: io ne uscirò come le altre volte e mi libererò. Ma non sapeva che il Signore si era ritirato da lui. I Filistei lo pressero, gli cavarono gli occhi, lo fecero scendere a Gaza e lo legarono con catene di bronzo. Ed egli girava la macina nella prigione. La prima cosa che la Bibbia dice è che i Filistei lo pressero. La seconda cosa è che gli cavarono gli occhi. La terza cosa è che lo legarono con catene. La quarta cosa è che lo misero a macinare per loro nella prigione. Sai, quando uno si allontana dalla volontà di Dio e comincia a fare la propria volontà, la prima cosa che Satana fa ti cava gli occhi. Non comincia a vedere più le cose che Dio vuole che tu veda. Ok? Comincia a vedere le cose che tu vuoi. E lui con gli occhi aveva scelto la prima donna, con gli occhi voleva i vestiti, con gli occhi voleva la prostituta e con gli occhi voleva Dalila. Cosa ha perso? Gli occhi. Il Signore ci dice questa mattina: alzate gli occhi perché la messe è pronta. Questo mondo sta morendo senza Cristo. Nel periodo del lockdown abbiamo constatato quanta gente vive senza speranza. E noi la speranza l'abbiamo in Cristo Gesù. E siamo molto più preoccupati noi a vedere cosa succede nella mia vita e non a pensare a chi muore e va all'inferno. Perché quello che fa Satana non ci fa vedere quello che Dio vuole che noi vediamo. E Sansone, con tutta la sua forza, perde la forza di Dio perché smette di vedere le cose come Dio vuole che vengano viste. Non soltanto le cavano gli occhi, lo legano. Sapete, io nel mio percorso di vita ho visto tantissime persone che volevano servire il Signore nel mondo. Si erano preparati, grande preparazione nel seminario. Io andrò in Cina, Giappone, farò questo per il Signore, farò quello per il... E dopo? Magari perché un capriccio, una relazione prematrimoniale, una relazione sessuale che non è benedetta da Dio prima del matrimonio, fa rimanere che cosa? La sconfitta per un futuro ministero. Un capriccio. Un capriccio. Biblicamente la fornicazione è peccato. La Bibbia mi dice chiaramente che l'amore aspetta ogni cosa. Non c'è problema. E Dio ha fatto ogni cosa bella quando? A suo tempo. Perciò quando Satana viene e ti mente, lo fanno tutti. Io conosco credenti che lo fanno. Non seguire quell'esempio. Perché Dio dimanda da te che cosa? La giustizia e la santità. Parlo a voi giovani perché io so quanto è difficile, anche se non lo credete, ero giovane anch'io, ok? Per una cosa è vera, Dio ti dà grazia, Dio ti aiuta, Dio è alla ricerca di uomini forti, forti in Dio. Persone che sono rimaste legate perché non hanno potuto fare quello che Dio voleva per loro per un capriccio. Ma non soltanto gli cavarono gli occhi, non soltanto lo legarono, ma lo misero a macinare per loro, a lavorare per loro. Io mi domando, noi figli di Dio, per chi dobbiamo lavorare? A chi dobbiamo servire? Dobbiamo servire a Dio? O dobbiamo servire il popolo nemico di Dio, cioè Satana e i suoi seguaci? Dobbiamo fare quello? Penso proprio di no, vero? Sapete che alcune volte noi invece di lavorare per Dio lavoriamo contro Dio?
Dio lo parla ai Corinzi, quando ci sono divisioni fra di voi, quando ci sono dei mormorii, maledicenze, tutto quello a chi appartiene? A Satana. E cosa vuole Satana? Vuole una chiesa divisa, perché il Signore chiaramente lo disse: un esercito diviso non vincerà le battaglie. Quella è l'opera di Satana. No, ma pastore, ma che stai dicendo? Noi siamo la chiesa Agape, noi amiamo il Signore, queste cose non succedono qui. Se voi leggete avanti in quel brano che stavamo leggendo, i Filistei erano talmente contenti di aver preso Sansone che dopo, in un certo momento del convito, una festa, dice: oh, chiamateci Sansone che ci faccia divertire. Cioè l'uomo più forte di tutti i tempi arriva lì senza occhi, ok? Incatenato a macinare, lo portano perché, la prossima parola dice, perché lui faccia il buffone. Pastore, si può finire così? Hai mai evangelizzato? Perché noi spesse volte diventiamo buffoni della vita spirituale. Alcune volte mi capita di evangelizzare persone che non conosco. Quando stai presentando il Vangelo di Cristo Gesù, dici: ma lei è evangelista? Lei è battista? Sì, io sono figlio di Dio, è vero, cioè appartengo sì a questa. Perfetto. Allora, se diventare figlio di Dio, come dice lei, è come quella chiesa che si trova lì, dove va mia moglie, mia cognata, mia cugina, mia amica, mio vicino, io sto bene come sto. Io non voglio sapere niente di quello, perché per me loro si comportano ma buffoni. Buffoni. Io non dico che in una chiesa non ci siano punti di vista diversi, che non ci siano discrepanze, abbiamo la parola di Dio, possiamo perdonarci, amarci, affrontare i problemi, risolvere il problema, superare i problemi. Mi dispiace molto quando credenti non parliamo tra di noi e risolviamo i nostri problemi, invece andiamo a quelli di fuori a raccontare i problemi non risolti. Buffoni. Buffoni. Tutto perché? Perché siamo capricciosi. Perché vogliamo che le cose si facciano come dico io. Se non si fa come dico io, allora non va bene. Ricordati che Dio non ti dice da nessuna parte nella Bibbia: siate capricciosi gli uni con gli altri, ok? Ma mi dice: amatevi gli uni gli altri, perdonatevi gli uni gli altri, abbiate comunione gli uni con gli altri. Quello me lo dice Dio. Sansone ha fatto tante cose per Dio, ha fatto tante cose di Dio. Tanti nemici sono stati uccisi da lui, però lui è venuto meno a quello che gli era stato detto. Lui non si doveva imparentare con persone di un altro popolo, l'ha fatto. Lui non doveva essere vicino a corpi morti e l'ha fatto. È vero, non si è mai ubriacato, è vero. Non doveva tagliare i capelli, ma li hanno tagliati. Perché? Perché attraverso i suoi capricci lui ha perso quello. Posso dire che era un buon discepolo? Poteva essere un buon mentore. Io questa mattina ti domando: tu vuoi essere come Sansone? Vuoi avere la forza per sprecarla con i tuoi capricci? Io mi auguro di no. Io mi auguro che ognuno di noi prenda la forza in Dio per poter fare ciò che Dio ci chiede di fare, che possiamo vedere le cose come Dio le vede, che non siamo legati da Satana, il mondo e la carne, che possiamo non lavorare per Satana macinando, ma che possiamo lavorare per Dio. E che da questa chiesa non ci sia neanche un buffone, ma che ci siano tanti proclamatori della verità, la cui vita è trasparente e, come diceva lei, ciò che predica e ciò che vive. Che Dio ci aiuti giorno per giorno ad essere non dei piccoli soli, ma noi siamo dei piccoli Cristo. E come piccoli Cristo possiamo dare il profumo di Cristo a questo mondo che veramente puzza da morire. Ma questo lo facciamo se noi vediamo le cose come Dio vede,
se noi abbracciamo Dio e lo serviamo e se viviamo in trasparenza. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per la tua bontà, per la tua parola. Ti ringraziamo, Signore, perché tu sei un Dio meraviglioso. Ti ringraziamo, Signore, perché la tua pazienza e misericordia, amore e grazia è infinita. Signore, non siamo qui questa mattina a criticare Sansone, perché guardando aree della nostra vita non siamo uguali, capricciosi, cocciuti, testardi, e più di una volta non facciamo quello che tu vuoi da noi, usando tutto quello che tu hai provveduto per noi. Io ti chiedo per me e per i miei fratelli, Signore, che vedendo l'esempio di Sansone possiamo decidere di non seguire un esempio sbagliato, ma di seguire la tua voce, perché tu vuoi dei figli consacrati a te, che usano le loro forze per piacere a te e che compiono appieno la tua volontà. Grazie, Signore, per la tua parola, grazie per il tuo amore e grazie per la tua grazia. In Cristo Gesù preghiamo. Amen. Quante volte non abbiamo controllo delle situazioni, vero? Quello che è bello è sapere che Dio è in controllo della situazione. E quando noi pensiamo a un Sansone che non ha fatto appieno quello che Dio le ha chiesto, noi possiamo fare appieno quello che Dio ci chiede a noi. E lui disse: fate questo in memoria di me. E noi adesso affronteremo la Santa Cena. E che cosa è la Santa Cena? È un ricordare quello che Cristo ha fatto per noi. Ricordate, nell'ultima cena, dopo aver mangiato, il Signore prese il pane, lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è spezzato per voi. Dopo prese il frutto della vite e disse: questo è il mio sangue che è versato per voi. Fate questo in memoria di me. Che cosa significa fare memoria? Mia madre è passata all'eternità più di 20 anni fa. Ogni volta che ricordo qualcosa di lei, di quello che mi diceva, di quello che faceva, c'è una cosa dentro, no? Perché ti ricordi di quell'amore. Io penso che Cristo ha fatto molto di più per me. Lui ha perdonato i miei peccati, Lui mi ha regalato la vita eterna, Lui mi ha fatto un figlio suo. E ogni volta che io mi confronto con la Santa Cena, ricordo il suo amore. Ecco perché il Signore dice: or provi l'uomo se stesso. Sa, qua non stiamo tra giudici qua. Io non devo giudicare te, tu non devi giudicare me. Tu devi guardarti con gli occhi di Dio e domandarti: sto per affrontare
questo ricordo. La mia vita è come quella di Sansone in questo momento, lontano di quello che Dio vuole. È il momento di ristabilire e dire: Signore, perdonami. Perdonami perché non sto camminando nelle tue vie. Oppure se tu hai qualche problema con qualche fratello, sistema la cosa. Io ho 2 figli, quando non vanno d'accordo a volte mi dispiace profondamente, non vedo l'ora che facciano pace, perché papà è molto più felice quando i suoi figli vanno d'accordo. Io non sono nessuno, io credo che Dio è molto di più e vuole che i suoi figli possano amarsi, abbracciarsi, camminare insieme, servire insieme, adorare insieme, vivere una vita che è un profumo di odor suave a Dio. Perciò io adesso vi darò un minuto perché tu da solo con Dio, se c'hai qualcosa da sistemare, tu possa sistemare in questo momento con Dio. E dopo di quello tutte le persone che sono in comunione potranno venire qui davanti e potranno prendere del pane e del vino e mangeremo insieme e verremo insieme facendo memoria di quello che Cristo ha fatto per noi. Un minuto di tempo, chiudi i tuoi occhi, se c'è qualcosa da sistemare, questo è il tuo momento. Ok, chiedo agli altri diaconi di poter venire. E questo non è un momento in più, è il momento di ricordare quello che Cristo ha fatto per noi. Perciò se tu sei in comunione con Dio, io ti invito a poter venire e prendere del pane e del vino e poi mangeremo insieme e verremo insieme. Prego. Grazie per
Grazie per la croce, Dio, grazie per il prezzo che hai pagato al posto mio, che grande amore, grazia mi donò. Inchiodare alle sue mani, con amor soffrì per me, il suo sangue mi lavò, adesso so che Gesù mi perdonò. Degno se Cristo per e gloria una corona, regna in vittoria. Ringraziamo Gesù, il Figlio di Dio, colui che crocifisso fu. Dio è la E come abbiamo già detto, l'Apostolo Paolo ci ricorda ciò che ha insegnato voi e quello che noi prima abbiamo ricevuto, che in quella sera il Signore prese del pane, lo ruppe e mangiò insieme ai suoi discepoli. Mangiamo. Grazie Signore per quel prezzo immenso pagato per noi. Grazie per aver occupato il mio posto e il nostro posto sulla croce. Grazie per quel corpo spezzato per me. Io non avrei mai potuto pagare per i miei peccati, ma grazie perché tu l'hai fatto per me e hai occupato il mio posto su quella croce. Dopo l'Apostolo Paolo ci ricorda che si è preso il frutto della vita, il succo della vite, il vino. La Bibbia dice chiaramente che senza versamento di sangue non c'è remissione di peccato. E quando Giovanni Battista vide il Signore Gesù Cristo, disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Non avrebbe coperto il peccato del mondo, non avrebbe risolto il problema di un peccato nel mondo, ma lui avrebbe tolto una volta e per sempre il peccato di chiunque si affida a lui. Beviamo. Grazie Signore per quel sangue versato per ognuno di noi. Grazie perché quello è stato il prezzo con il quale hai comprato le nostre vite. E grazie Signore perché non sei rimasto su quella croce, perché non sei rimasto su quella tomba, ma grazie per la tua resurrezione, perché attraverso la tua resurrezione tu mi hai donato la vita eterna. Grazie Signore, in Cristo Gesù preghiamo. Amen. Possiamo prendere posto. Mentre cantiamo la prossima canzone, noi dedicheremo al Signore una parte delle nostre offerte, dei nostri decimi. Quindi io invito la Chiesa ad alzarsi e a cantare, a lodare il Signore e a
offrire un po' di quello che il Signore ci dona ogni giorno. Gloria a Dio. Signore, noi ti ringraziamo, Padre, per la tua bontà, per la tua misericordia. Signore, grazie, Padre, per tutto ciò che succede nelle tue mani, Signore. Grazie, Signore, per l'opportunità di donare, Signore, davanti a te, qua nella tua casa, Signore, un po' di tutto quello che il Signore ci dà. Proteggici, Signore, guidaci, Signore, durante questa settimana. È quello che noi ti chiediamo e te lo diamo in nome di Gesù. Amen. Amen. Potete sedervi. Abbiamo il tempo degli annunci, stiamo concludendo. Molto importante, oggi alle 14 in prima convocazione e seconda convocazione alle 14:30 avremo l'assemblea generale dell'ente ecclesiastico. Perciò se tu sei un membro della Chiesa Agape, ti chiediamo gentilmente di essere presente. Presenteremo il bilancio, tra le tante cose presenteremo il bilancio fino al mese di giugno. Sono 2 per legge che dobbiamo presentare fino al mese di giugno e poi alla fine dell'anno. Perciò vi chiediamo di poter essere presenti, possiamo lodare il Signore per i passi che si sono stati dati, per quelli che ci tocca dare, e come famiglia abbiamo bisogno di essere insieme questo pomeriggio. Per le altre sedi come Verona o Belluno ci sarà il collegamento in modo tale che loro possano essere presenti online. Perciò preghiamo per questo pomeriggio e vi incoraggio ad essere parti. Ok, abbiamo altri annunci? Buongiorno Chiesa, sono qui ancora una volta con un annuncio. Riusciamo ad avere la slide? No, ok. Mi faccio portavoce per il pastore Alessandro per annunciare un'iniziativa bellissima che stavamo aspettando. Purtroppo l'anno scorso a causa del Covid non siamo riusciti il pastore a portarla avanti. Si tratta di 2 incontri il giorno 19 e il giorno 26, che sono 2 venerdì alle ore 20, su un tema importante che è l'Antico Testamento. Il pastore vuole fare uno studio e aiutarci a comprendere questa parte delle scritture così ricca e per certi aspetti anche complessa, affrontandola secondo 3 punti di vista. Quello sicuramente cronologico e storico,
cioè ambientare quello che succede, i fatti, gli accadimenti, come, dove e quando, perché tante volte le cose si accavallano magari per i neofiti come me e non riesco a capire dove succedono i fatti. Poi il secondo aspetto è collegare questo fatto alla figura biblica di riferimento, quindi quali sono stati i protagonisti di quel fatto, e la cosa principale è alla fine che messaggio ci ha lasciato questo racconto, questa parte, questo accadimento. Tutto questo ovviamente è dedicato a tutti noi della Chiesa, a tutti i credenti, ma è stato fatto con un occhio particolare per essere destinato anche a persone non della Chiesa e non credenti, che attraverso questo, approccio potrebbero trovare il modo di avvicinarsi alla parola del Signore. E quindi noi avremo proprio modo di avere una grande mappa di questo periodo importantissimo, con tutti gli accadimenti, le persone di riferimento e il grande messaggio, che di fondo non è altro che la preparazione per il grande evento poi del Cristo Gesù e quindi del Nuovo Testamento che faremo più avanti. Quindi è aperto a tutti, ore 20, il 19 e il 26 di ottobre. Vi aspettiamo numerosi. Il pastore ha fatto un gran lavoro perché ha preparato delle dispense che porteremo a casa e delle tavole riassuntive. Quindi io vi chiedo una cortesia per riuscire a organizzare tutto, avere le fotocopie per tutte, perché sennò è un bel lavoro, un bel malloppo. Vi chiedo di darmi i nominativi, io poi mi metterò lì sulla porta, di chi fra di voi già sa che può venire, vorrebbe venire, ed eventualmente è già stata pubblicata sia su Facebook che sulla pagina della Chiesa la locandina di questo evento con il mio numero di telefono. Basta che mi diciate: noi siamo in 3, io sono in 1, insomma, per potermi organizzare e non fare fotocopie di meno o di più, e anche per la parte logistica. Ok, allora ci vediamo venerdì 19 ore 20. Grazie. Bene, abbiamo i piccoli gruppi di studio che si trovano in tutte le sedi, perciò se non siete coinvolti in un gruppo di studio o in un gruppo di preghiera, parlate con i pastori, così potete inserirvi, sarà di grande benedizione. Se non puoi essere presente si può fare anche online, perciò è una grande opportunità di poter avere comunione fraterna. Vi chiedo un motivo di preghiera specifico, lì vedete tutte le diversi gruppi. Vi chiedo un motivo di preghiera per Verona, Dio volendo prossimo sabato prenderemo un corso sull'evangelizzazione che viene fornito dall'associazione Billy Graham. Molti di voi conoscete questa associazione, loro hanno fatto un lavoro molto grande a Cremona. Vi ricordate il periodo del lockdown, quando sono venite, no? Dei Samaritan Helpers, e allora praticamente loro provvedono questo corso di evangelizzazione che dura 3 ore, si farà il sabato, e nuovamente, come vogliamo sempre fare, dal giovedì alla domenica noi sede di Verona distribuiremo casa per casa 1000 Vangeli di Giovanni, e ogni sera sarà una serata di evangelizzazione. La prima serata sarà Gesù è la via, la seconda, no? Gesù è la via, la verità e poi la vita, e domenica concluderà con l'ultima evangelizzazione. Perciò vi chiediamo di pregare per questo evento. Era qualcosa che avevamo preventivato di fare quando abbiamo preso questo nuovo locale, non è stato potuto fare per motivo del lockdown, finalmente lo faremo adesso. Perciò vi chiediamo di pregare per questa iniziativa. Perciò non vi dimenticate, questo pomeriggio 14 prima convocazione, seconda convocazione 14:30, gente dell'ente ecclesiastico sta venendo da Verona proprio per essere presente in questa occasione, perciò vi incoraggiamo ad essere presenti. Per il resto che Dio vi dia una splendida settimana in cui possiamo camminare in modo giusto davanti a Dio. Che Dio vi benedica a tutti.